Coach Mauro Zini, la proverbiale intensità difensiva l'hai trovata, poi è chiaro che sono emersi dei valori, però credo che la tua squadra t'abbia soddisfatto per larghi tratti di gara. Sì, sono parzialmente soddisfatto, no? A parte il risultato, perché alla fine 3-2 per la prima parte di partita era anche buono. Abbiamo preso una traversa allo scadere del fine primo tempo, quindi ce la siamo giocata. Sicuramente l'individualità o comunque le qualità del Bassano sono importanti, quindi posso dire che sono abbastanza soddisfatto dell'atteggiamento dei miei giocatori, della grinta, della voglia di dimostrare, di provare le cose che abbiamo provato in settimana. Poi c'è stato un momento che potevamo anche fare qualcosa in più noi. Il vostro portiere ha fatto un paio di interventi importanti. Abbiamo preso, secondo me, una o due punizioni di prima, posso dire ingiuste, almeno una sicura, che non c'era, e lì comunque ha cambiato la partita, no? Voi avete un cecchino che tira le punizioni, quindi 2 su 2 ha cambiato un po' la partita, però non ci siamo battuti e abbiamo continuato. Togliendo un paio di errori, un paio di uno dell'arbitro che ci sta come errore, potevamo giocarci e fare, poi magari la partita finiva con lo stesso risultato o magari veniva ribaltata ancora di più dal Bassano, però potevamo giocare con qualcosa in più. Senti, l'obiettivo adesso è cercare di raccattare più punti possibili da qui alla fine per poi giocarsi tutto nei play-out, dove è ancora tutto aperto, anche se la posizione non è semplicissima. Sì, non è semplice, assolutamente. Abbiamo fatto due mezzi miracoli gli anni passati e mi piacerebbe fare il terzo. Se giochiamo così possiamo recuperare un po' di punti da quelle che sono davanti con questo atteggiamento. Se non commettiamo errori, stiamo attenti alle cose, le facciamo e possiamo anche mettere in difficoltà anche il Bassano. Quindi mi sento di dire che se giochiamo così possiamo fare l'ultima parte di stagione in maniera positiva, per poi giocarsi il tutto nei play-out. La parola non la dico neanche perché non mi viene neanche fuori, non ci penso neanche, quindi ci batteremo fino alla fine per fare un'ottima stagione e portare a casa il nostro obiettivo.